Siamo a Messina, sulla strada che porta alla stazione principale, centrale delle Ferrovie dello Stato. Da qui passano tutti i mezzi che devono imbarcarsi, sia con i mezzi privati che con le Ferrovie dello Stato. Siamo qua di fronte alla pasticceria, a una pasticceria tipica siciliana che ha realizzato una vetrina particolare quest'anno, un albero di Natale in cioccolato e nocciola grande più di mezzo metro, ha il suo posto d'onore nel mezzo della vetrina, e qui accanto vediamo la famosa pignolata messinese che sembra riesca solo a Messina. Hanno tentato in altri posti di farla, ma non riesce, perché probabilmente è l'umidità di questa città che permette di fare questo dolce particolare. E un po' somiglia all'Etna come rappresentazione dei colori, il nero e il bianco, la neve e la lava. Qui abbiamo invece le paste di mandorla, che è un altro dolce tipico. Le famose mandorle siciliane di Avola sono famose perché vengono utilizzate anche soprattutto per i confetti. Queste sono confezioni di paste di mandorla. Qui abbiamo l'alberello, che è una specialità, e qui le famose stelle di Natale fatte con il cedro, da non confondere con quelle fatte con la zuccata, che costa sensibilmente meno, e il cedro è un prodotto molto caro per la pasticceria e viene lavorato in modo molto complicato, e quindi si fa questa stella soprattutto a Natale. Qui abbiamo dei dolci a base di cioccolato e nocciola, che utilizza lo stesso tipo di cioccolato dell'albero, e poi i torroni in tutti i gusti, al limone, al cioccolato, sempre con le mandorle. Questo è solo un piccolo assaggio della pasticceria siciliana. Ovviamente ci sono le cassate, i cannoli, che si possono anche trasportare, dividendo la buccia dal ripieno, e poi si completa l'opera a casa. Dolci di mandorla, al pistacchio, cocco, limone, mandarino, amaretto, amarena, cacao, arancio, rum, filetti di cedro.